Cari telespettatori, questa volta ci troviamo presso la sede dello SPI CGIL del Veneto a Mestre e ci troviamo con Rita Turati, segretaria generale regionale dello SPI CGIL, perché dobbiamo affrontare un tema molto importante, oggetto di una ricerca che è stata condotta a livello nazionale, ma in modo particolare si è anche sviscerata sul territorio regionale del Veneto, ovvero il numero di persone e l'invecchiamento della popolazione che esiste su questo territorio, con degli esiti molto significativi e anche delle proposte che poi vengono fatte dal sindacato. Che cosa ne emerge? Cerchiamo di capirlo insieme, segretaria. È una ricerca importantissima. Qual è il dato eclatante? Il dato eclatante è che anche la regione del Veneto, che per tanti anni ha avuto un saldo demografico positivo, cioè le nascite erano superiori ai decessi e diciamo così l'invecchiamento della popolazione era un tasso che stava al di sotto della media nazionale, e invece adesso dalle analisi che abbiamo fatto mettendo assieme i dati Istat del Censis, mettendo assieme anche i dati dell'INPS ovviamente, abbiamo notato che nel giro di 10 anni l'invecchiamento ha subito una progressione importante, cioè il 20% in più di ultra 65 anni rispetto a 10 anni fa, e quindi la popolazione che ha oltre i 65 anni oggi in Veneto è il 22,8%, con appunto un aumento del 20%, con delle punte di accelerazione, che questo per esempio è secondo me un punto molto interessante da andare a verificare in territori che come Treviso e come Vicenza, in cui invece c'era insomma una forte anche attrazione, no, della popolazione straniera con nascite eccetera. Invece questo tasso è in forte aumento anche in questi territori, quindi vuol dire, se uno analizza bene diciamo i dati anagrafici, che qualcosa dal punto di vista sia economico ma anche delle trasformazioni del bisogno sociale è cambiato profondamente. E allora, siccome noi siamo un sindacato importante che fa della contrattazione sociale, quindi del confronto con i livelli istituzionali, con la regione, con i comuni, con le aziende sanitarie, uno dei punti centrali con cui rappresentiamo gli anziani, i pensionati e le pensionate, il primo punto è conoscerli e conoscere i loro bisogni. Quindi questa indagine, diciamo così, ci è servita proprio per queste ragioni, per impostare, diciamo così, delle rivendicazioni verso questa fetta così importante della popolazione, aggiornate ai dati nuovi che emergono. Ecco, è comunque significativo e importante una cosa: che ci siano più persone anziane vuol dire che ci sono aspettative di vita di un certo tipo, una vita anche sotto certi profili migliore rispetto ad altre regioni, ad altre situazioni, quindi l'anziano sopravvive di più. Ci sono anche molti ultracentenari, quindi questo è consolante. Il problema può essere relativo invece alle pensioni, che non sono così, tra virgolette, esaltanti, e quindi questo è un aspetto da analizzare, e ai servizi sociosanitari, se questi sono all'altezza di quelle che saranno le aspettative presenti e future. Esatto, cioè infatti i dati per esempio che sono aggiornati a 2016 dicono che se noi andiamo a vedere insomma cosa era successo prima del 2007, ovviamente per una certa fetta di popolazione anziana che ha la pensione minima qualche miglioramento c'è stato importante, perché ci fu un accordo nel 2007 con l'allora governo Prodi che inserì la famosa 14ª fino ai redditi, fino ai 750 euro di reddito pensionistico lordo, e questo ovviamente rispetto agli anni precedenti quella fetta lì di popolazione si capisce che insomma ha migliorato leggermente le proprie condizioni. Adesso sarà molto interessante andare a verificare dal 1° di luglio che cosa succede, perché un'altra bella fetta di popolazione verrà investita dall'accordo fatto nel settembre scorso, il 28 settembre del 2016, perché si innalza ulteriormente, diciamo così, si innalzano le persone che avranno diritto all'allargamento della 14ª fino a 1.000 euro lordi al mese. Però detto ciò,
anche nel nostro Veneto ricco la cosa che emerge è che ancora su 1 milione di persone, 450.000, hanno una pensione lorda inferiore ai 1.000 euro. Sono tante. Sono tanti, non sono pochi. E come appunto ci dicono tutti gli esperti, ovviamente la tua qualità della vita dipende da un sacco di determinanti, no? Certamente dalla tua genetica, dalla familiarità che hai con diverse malattie, ma l'80% dipende moltissimo da dove vivi, da come vivi, dal tuo reddito, insomma, e sappiamo anche che basta assolutamente pochissimo, una perdita, no? un qualcosa che può capitarti nel corso della vita che ti mette in grandissime difficoltà e ti squilibria, diciamo così, la tua situazione, la tua condizione, insomma, di vita, di salute, eccetera, e attiva immediatamente la necessità di nuove risposte. Ecco, conoscere quindi significa appunto andare a vedere che cosa sta succedendo. L'altro dato, così ci capiamo anche che cosa significa andare alla ricerca di alcune situazioni. L'altro dato che viene fuori è che insomma i 2/3 di queste persone sono vedove. Persone sole, quindi. Sono persone sole, cioè non solo vedove, ma sono in aumento anche i divorzi ad una certa età. Questo mi ha un po' colpito, si leggeva sulla stampa, ma i dati danno oggettività appunto a queste cose che si leggono, ed è evidente che il tema, per esempio, delle relazioni, di come si sta all'interno di una comunità, se hai o meno alle spalle una famiglia vicina, oppure se hai una rete amicale o associazioni di volontariato attive nel territorio che ti aiutano nella socialità, tu puoi avere appunto una vita di relazione importante che insomma ti fa stare bene con te stesso. Se anche queste cose vengono a mancare, penso sempre per esempio alla montagna, dove ci sono dei tassi di suicidi altissimi, e questo è un problema. Allora qui ci sono delle indicazioni appunto molto forti su come noi possiamo agire nel territorio. Un altro dato importantissimo da valutare sotto due versanti è il fatto che oltre 320.000 ultra ottantenni, cioè il 6,5% dei residenti, e rispetto a 10 anni fa il loro numero è cresciuto del 33,7%, 65% sono donne, insomma sono dei numeri che devono far pensare. Certo, sono numeri importanti. Io dico sempre che invecchiare è anche una vittoria personale, no? Molto dipende anche dagli stili di vita che tu conduci, appunto non solo dalla tua vita lavorativa, dalle fatiche e dai soldi che hai a disposizione per curarti o per stare bene, ma anche appunto da quanto ti vuoi bene, ed evidentemente per una serie di ragioni che sono anche scientifiche, perché ci sono delle motivazioni forti dal punto di vista scientifico, le donne vivono più degli uomini. Ma il dato, come dicevi, importante è che c'è stato questo aumento impressionante. Allora, che cosa significa avere a che fare con delle cifre, 320.000 ultraottantenni? Ad esempio, io la metto in negativo così capiamo quali sono i problemi. Dicevo, l'invecchiamento è una vittoria personale, ma è indubbio che porta con sé anche dei bisogni assistenziali, no? Perché la macchina invecchia e, come tutte le macchine vecchie, gli acciacchi, le polipatologie, le patologie croniche, no? Da un lato bisogna imparare a conviverci, ma poi ad un certo punto della vita non ce la fai più, per cui o è la famiglia che ti assiste o altrimenti hai una rete, come dicevo prima, non solo di relazioni, ma per esempio di servizi che ti assistono. Allora che cosa succede? Che a livello regionale noi abbiamo un sistema sociosanitario che offre alla popolazione anziana servizi importanti come l'assistenza domiciliare oppure le case di riposo, assolutamente importante, che è storica, abbastanza diffusa capillarmente, che però adesso soffre di problemi significativi, perché i tagli alla spesa sociale, i tagli alla spesa sanitaria, il fatto che appunto queste strutture, sia pubbliche che private, per effetto del fatto che non c'è stato un riconoscimento dal punto di vista, diciamo così, del costo della parte assistenziale sanitaria del pensionato che viene ricoverato, insomma, cosa fanno?
aumentano le rette, no, delle case di riposo, quindi si avvalgono del cittadino che appunto viene ospitato in queste strutture, oppure riducono i diritti, salari, diritti ai lavoratori di quella struttura. Risultato, molte di queste strutture impoveriscono l'offerta, no? Impoveriscono l'offerta, ci sono meno infermieri che assistono gli anziani, succedono, come è successo, che ne so, nella struttura di Rendinara o altre, ma non solo, queste cose avvengono fuori dalla nostra regione, poche per fortuna, ma qualcosa di questo genere succede anche da noi, che gli operatori non ce la fanno, non hanno più il tempo di badare, di avere relazioni con questi ospiti. E per esempio anche qui, oltre a rivendicare, che poi magari dirò quali sono le nostre rivendicazioni nei confronti della regione, noi abbiamo fatto anche qui un'ulteriore ricerca specifica, mettendo assieme familiari, ospiti, insieme alle operatrici di questo settore, per capire come assieme poter ovviare e reagire appunto anche a questa mancanza di soldi pubblici nel sostenere la rete dei servizi. Quindi come vivere meglio in queste strutture, strutture di ricettività sanitaria, diciamo quasi case di riposo per intenderci, e nel modo migliore tanto per chi vi lavora quanto per gli ospitati. Per chi viene assistito abbiamo addirittura definito un decalogo in 10 punti, che a partire dal rispetto della dignità del lavoratore, della lavoratrice e degli ospiti definisce una serie di comportamenti e di azioni interne che dovrebbero appunto aiutare a vivere diversamente, insomma, il fatto che uno ha dei problemi ed è ospite lì e l'altro che invece è sottoposto a dei turni massacranti di lavoro e non ha tempo di avere relazioni con questi ospiti. Ecco, ci sono dei dati che voglio leggere perché fanno riflettere, sono molto interessanti, dopo possiamo anche dire quali sono le vostre richieste, rivendicazioni per quel che riguarda la regione e poi vabbè, il governo. In Veneto gli over 60 superano il milione e nel 2060 il numero di anziani aumenterà del 50%, sono dati impressionanti. L'aspettativa di vita in Veneto è 80 anni per gli uomini, 85 per le donne, il 38% degli anziani veneti dichiara di stare bene o molto bene, sopra la media nazionale. Circa il 15% dei 632.000 dei veneti con un'età compresa tra i 55 e i 64 anni è impegnato in un'attività di volontariato a favore di altre persone. La quota scende al 13% fra gli anziani della fascia 65-74 anni. Insomma, sono dati comunque di una popolazione estremamente dinamica e attiva. Sì, perché come dicevo prima l'invecchiamento porta con sé appunto dei nuovi bisogni, ovviamente delle fragilità dovute all'età, ma è anche una grandissima forza se tu la sai utilizzare. Insomma, è noto ormai che il nostro sistema nazionale non solo veneto, si regge sulle associazioni di volontariato, su questa attività, e avere il 15% in Veneto, noi siamo fra le regioni più attive in cui il volontariato è molto diffuso, e il volontariato soprattutto per aiutare, diciamo, per esempio penso all'Auser, che è questa associazione importante vicina alla CGIL, che fa per esempio del trasporto sociale o dell'ascolto uno dei temi, una delle proprie azioni fondamentali, no? Aiutare appunto gli anziani che sono in difficoltà. Siamo arrivati quasi al termine, no, è una cosa importante, legge sull'invecchiamento attivo, 2 parole proprio veloci. Allora, la cosa importante che noi stiamo sostenendo da tempo con la Regione è questa, che tutto questo volontariato fa fatica a parlarsi, non c'ha dei luoghi in cui viene, come dire, messo in relazione gli uni con gli altri, tante volte si sovrappongono e non hanno un legame strutturato, non sempre, ci sono delle osi importanti, insomma, dove dei territori importanti in cui questo avviene, ma normalmente non viene governato. Allora, siccome c'è una ricchezza infinita e siccome i soldi invece sono finiti, sono quelli e non ce ne sono altri, o tu hai una legge regionale, nazionale magari, ma intanto regionale, che ti mette, che intanto sa che cosa c'è e ti mette in sintonia questo pezzo di volontariato e lo fa diventare
a supporto dell'offerta pubblica, assolutamente determinante, e sta succedendo questo. Abbiamo definito con l'assessore Lanzalin, con l'assessore ai servizi sociali, un testo che finalmente è passato in quinta commissione a livello regionale e adesso verrà portato in Consiglio. Noi contiamo nel giro di un mese di avere questa legge che non solo dà degli strumenti operativi appunto per creare sintonia e relazione nel territorio fra queste associazioni e i servizi pubblici, ma fa anche un'altra cosa importante, cioè mettete i soldi freschi, 700.000 euro che di questi tempi insomma sono importantissimi. Siamo proprio in chiusura. La rivendicazione principale che voi fate con la Regione, vista questa ricerca dell'invecchiamento della popolazione, qual è? In 2 parole proprio. In 2 parole è che bisogna, per esempio, che la rete dei servizi sociali della rete dei servizi nel territorio che vanno dalla presa in carico del bisogno al sistema delle residenzialità delle case di riposo venga ricostruita e venga ridato fiato. Dentro questo c'è un tema fondamentale perché sta rischiando di scoppiare, che è la riforma delle IPAB, che giace ancora nei meandri della discussione dentro in commissione e che invece ha bisogno di essere definita e approvata in tempi brevi. In questo modo almeno al bisogno più forte, diciamo così, no? Che è quello di avere un'assistenza adeguata, si può rispondere. Adesso la Regione Veneto fa fatica. Grazie dell'intervento, l'approfondimento, insomma una ricerca dalle 1000 sfaccettature, veramente merita di essere approfondita, ne parleremo ancora. Io adesso vi lascio alla pubblicità e poi al nostro approfondimento di prima serata. Grazie.